Inchiesta Tangenti, il Tribunale del Riesame ridimensiona le accuse nei confronti della commercialista del finanziere Trevigiani, finiti in cella, Mesirca scarcerata, il colonnello Corrado ai domiciliari. Fatture false per nascondere al fisco 5 milioni di euro di entrate, altri 850 mila euro di IVA, coinvolte 5 aziende di carpenteria metallica della marca, 3 finiti in manette. Magliette e manifesti, una cinquantina di risparmiatori beffati dal crack delle Popolari Venete occupano la sede di Veneto Banca di Montebelluna, arrivano le forze dell'ordine. A 20:10 ieri sera una lunga intervista al fratello di Isabella Noventa, Paolo, dopo la condanna dei 3 imputati, mia sorella dice uccisa da 3 persone cattive. Sindrome della mucca pazza, dopo Padova emerge un caso sospetto anche a Venezia, disposta l'autopsia sulla 72enne morta la scorsa settimana, caso segnalato al Ministero. A Malo, nel Vicentino, 4 ragazzini multati perché giocavano a calcio nel parco. I genitori avviano una raccolta firme per spingere il sindaco a eliminare un divieto giudicato assurdo. 20 secondi e saranno cancellati 50 anni di storia. Il 13 e 14 luglio verranno abbattute 2 torri di Porto Marghera, simbolo di molte proteste e l'agonia di un'area industriale. Le meraviglie dello Zairo, l'antico foro sotto l'isola Memmia di Prato della Valle, sono iniziati i lavori per riportare in superficie i resti, dragando la canaletta nel cuore della città del Santo. Buongiorno e ben ritrovati in diretta con l'informazione di Antena 3, la nostra prima edizione. Dunque avete sentito, ci sono novità nell'inchiesta sulle presunte tangenti. Il Tribunale del Riesame ha ridimensionato le accuse nei confronti della commercialista Tiziana Mesirca, che quindi è stata scarcerata. La commercialista Tiziana Mesirca è in libertà, il tenente colonnello della Guardia di Finanza Vincenzo Corrado ai domiciliari. Così hanno deciso ieri i giudici del Tribunale del Riesame di Venezia di fronte alle richieste di modifica delle misure restrittive disposte dal GIP nei confronti di 2 degli indagati nella nuova inchiesta sulle tangenti che in Laguna ha travolto imprenditori, funzionari pubblici e professionisti. Il Riesame ha di fatto ridimensionato gli episodi contestati ai 2 indagati trevigiani arrestati lo scorso 16 giugno. Insieme ad altri 14 erano accusati a vario titolo di aver fatto parte di un sistema di corruzione finalizzato ad ammorbidire gli accertamenti fiscali a carico di aziende venete e friulane. Mesirca, componente di una nota famiglia di professionisti trevigiani, con studio a pochi passi dalla centralissima piazza Pio X, era finita in carcere a Verona. Corrado, residente nella Marca ma da tempo destinato a incarichi in altre sedi, si trovava a Genova. Il finanziere proseguirà la detenzione ai domiciliari a Campobasso, sua città d'origine. Il suo legale, l'avvocato Fabio Crea, ha già annunciato ricorso. Mesirca, difesa dal legale coneglianese Carlo Broli, da ieri è di fatto libera, cade per lei l'accusa di corruzione. E tra poco torneremo a collegarci in diretta proprio con Lina Paronetto perché ci sono altre novità in merito a un'operazione della Guardia di Finanza. Parliamo ora di banche però, perché mentre si attende che il Parlamento si esprima sul destino delle Popolari, in discussione in Commissione, lo ricordiamo, la conversione di legge del decreto per l'assegnazione dei 2 istituti a Banca Intesa. Questa mattina, vediamo adesso le immagini, sono di pochi minuti fa, una cinquantina di risparmiatori danneggiati dal crack hanno occupato pacificamente la sede di Veneto Banca in centro a Montebelluna, indossando magliette e brandendo cartelloni e manifesti, hanno protestato contro l'approvazione di una legge che di fatto non prevede per loro nessun ristoro. Per noi nessuna intesa, si legge polemicamente sulle t-shirt indossate dai manifestanti, che hanno chiesto di poter parlare con un rappresentante di quella che potrebbe diventare la nuova proprietà o con il direttore di Veneto Banca. Al caso e in generale al tema banche, servizi e approfondimenti nel corso dei telegiornali di questa sera, come sapete a partire dalle 18:30 sempre su Antena 3. Dunque fatture false per nascondere al fisco 5 milioni di euro in entrate. Dovremmo collegarci adesso in diretta con Lina Paronetto da Treviso. Lina? Sì, si tratta di 5 imprese di carpenteria metallica del Trevigiano che, secondo la Guardia di Finanza, avrebbero emesso fatture per operazioni inesistenti a favore di altrettante aziende della marca allo scopo di consentire a queste ultime di evadere le imposte sui redditi e l'IVA. E dunque la Guardia di Finanza di Treviso ha fatto venire alla luce un giro di false fatture per circa 5 milioni di euro
ed IVA evasa per altri 850.000 euro, riciclaggio di somme di denaro infine per oltre 278.000 euro. Metal Connection, il nome dato all'operazione, arrestati i 3 principali indagati attraverso la ricostruzione dei flussi finanziari effettuata su ben 38 conti correnti e 23 carte prepagate. I finanzieri hanno appurato che gli autori della frode fiscale si avvalevano anche della collaborazione di altri 3 soggetti, il cui ruolo era quello di occultare la provenienza illecita delle somme di denaro nascoste al fisco. Ulteriori dettagli verranno forniti nei prossimi minuti nel corso di una conferenza stampa che sta per iniziare al comando provinciale della Guardia di Finanza di Treviso e che vi daremo naturalmente nel corso dei telegiornali di questa sera. Per ora, Ferdinando, è tutto e ti restituisco la linea. Grazie Rina Paroletto in diretta da Treviso, e torna l'incubo Mucca Pazza. Dopo il decesso sospetto a Padova, ricorderete soltanto poche ore fa, ce n'è un altro che riguarda un'anziana del centro storico di Venezia. Sospetto caso di mucca pazza a Venezia, contemporaneo a quello di Padova. Una 72enne veneziana è deceduta la scorsa settimana, apparentemente per una sindrome degenerativa dello stesso ceppo del temuto morbo. Sarà l'autopsia ad appurare se si tratti della stessa malattia o di un allarme infondato. La dovuta segnalazione al Ministero della Salute è comunque già partita per Roma. L'anziana si era ammalata circa 3 mesi fa, peggiorando molto velocemente le sue condizioni fino all'epilogo mercoledì scorso nel reparto di neurologia dell'ospedale civile. Se confermato, si tratterebbe del primo caso a Venezia dopo diversi anni. Dall'ULSS appello alla calma. Le cause della morte, ribadiscono, sono ancora da accertare. Invitiamo tutti alla responsabilità e a non diffondere notizie prive di fondamento. La salma della 72enne è stata trasferita in un centro specializzato per effettuare tutte le analisi del caso. Ora questa storia che arriva dal Vicentino, Malo. Giocavano a calcio in un parco 4 bimbi, tutti multati di 150 euro, e ora c'è la protesta dei genitori. 4 calci al pallone, la gioia dei bimbi per quel gioco nei pomeriggi di sole come in passato è stato per ognuno di noi. Ma forse ce ne dimentichiamo troppo presto, tanto che a Malo, in provincia di Vicenza, la spensieratezza per i piccoli che hanno tra i 5 e gli 8 anni è stata bruscamente interrotta, costando alle famiglie una multa di 150 euro ciascuno. Non si può giocare a calcio al parco e i vigili sono stati inflessibili, multandoli. Niente più gioco, messo via il pallone e tutti a casa. Uno dei piccoli, tra l'altro, è il figlio del vice sindaco. E così, a pochi giorni dalle polemiche scatenatesi nel cuore di Treviso per il divieto poi rimosso in piazza Santa Maria dei Battuti, a Malo è scattata la raccolta firme. I residenti hanno avviato la petizione per spingere l'amministrazione a cambiare la destinazione d'uso del parco pubblico di via Maroncelli. Furiosi con la residente che giovedì ha allertato la polizia locale, qualcuno propone ora anche la raccolta fondi per pagare la multa staccata ai piccoli che giocavano. Mia sorella uccisa da 3 persone cattive, così Paolo Noventa, fratello di Isabella, ieri sera in un lungo sfogo a 20:10. Poi svela un nuovo retroscena, quando a pochi giorni dalla scomparsa e quindi l'omicidio dell'impiegata di Albignasico nel Padovano, andarono insieme a Freddi a giocare a biliardo. Sono 2 fratelli che sono cattivi dentro. Sembravano tanto, almeno Freddy quando frequentava casa mia, io lo frequentavo, andavamo via io con mia moglie, mia sorella e lui, sembrava tanto un agnellino, ma era una persona che da dietro lavorava ai fianchi, era una persona viscida. Ecco, l'unica cosa che non mi è andata giù bene è stato i 16 anni, 10 mesi, 17 anni alla Cacco Manuela. Perché lei è quella che comunque ha seminato l'odio, ha creato questo problema. Cioè nasce da lei? Per me ha istigato due persone molto cattive, crudeli, a far del male a mia sorella. Una cosa nuova questa, nuova, io me la ricordo bene come fosse adesso. Lei non ha mai raccontato? Una settimana prima che uccidessero mia sorella, siamo andati a giocare a biliardo, che ci sono quelle foto al bowling, e così ridendo, scherzando, gli ho fatto una battuta: avete perso, ho tirato le ultime palle in buca, e Freddy mi guardava con uno sguardo come dire: ridi, ma vedrai cosa ti succederà. Cioè io mi ricordo uno sguardo che
parlava, mia sorella non ha prezzo. Adesso sì, ho dato in mano a un legale civile per questi, sarà un percorso comunque lungo credo, per ottenere questo risarcimento, ma è più la soddisfazione di un'ulteriore punizione per questi, perché poi penserò anche a fare un po' di volontariato. Ora resta aperta anche l'ipotesi dell'omicidio sulla morte di Marco Cestaro. Ricorderete, lesioni compatibili con più ricostruzioni anche con un omicidio. La perizia del medico legale disposta dal pubblico ministero, la dottoressa Andretta, per chiarire le cause della morte del 17enne Marco Cestaro, non ha dissipato i tanti dubbi sulla fine del giovane di Fontane di Villorba, deceduto tragicamente il 16 gennaio scorso all'ospedale Cafoncello di Treviso dopo 3 giorni di lunghissima agonia. Era stato trovato lungo i binari a mezzo chilometro dalla stazione ferroviaria di Lancenigo. Ora nella Bassa Padovana, un piccolissimo borgo al confine tra le province di Padova e Rovigo, l'arrivo di 15 migranti, si accende così la polemica e i residenti non ci stanno. 130 residenti e ora anche 15 migranti e gli abitanti del Beolo, un borgo di Anguillara, si ribellano. Tutto comincia ad aprile, quando sono iniziati i lavori di ristrutturazione di una casa disabitata. Sembra che il proprietario, che non vive in paese, sia stato contattato da una cooperativa che gestisce l'arrivo di migranti e che l'abbia quindi affittata a loro. Completati i lavori di recupero dell'immobile, in questi giorni sono arrivati una quindicina di stranieri, tra cui alcune donne, e il borgo si è mobilitato con i residenti scesi in strada e la convinzione che 15 migranti, il 10% della popolazione circa, siano davvero troppi, e accusati anche di disturbare la quiete della zona durante la notte, con urla e schiamazzi ma anche litigi. La gente chiede regole, controlli e lascia intendere che sarebbe stato meglio ospitarli piuttosto al centro di accoglienza di Bagnoli, che si trova a pochissima distanza, e non escluso che i residenti si costituiscano ora in comitato per mandare un segnale alle autorità, comune di Anguillara compreso. Ora una storia tremenda di violenza in famiglia, anche se una famiglia non lo erano più da diverso tempo. Finito il matrimonio è cominciato l'inferno per una giovane donna di Mira. Non accettava la fine della relazione e per mesi era stato protagonista di una lunga persecuzione nei confronti dell'ex moglie, costellata di episodi violenti. Il Tribunale di Venezia ha imposto a un 30enne mirese originario dell'Est Europa di mantenersi a una distanza di almeno 100 metri dalla donna e di non provare in alcun modo a contattarla. Dopo la separazione l'uomo aveva mantenuto le chiavi dell'appartamento, le usava per introdursi quando lei non c'era, nascondersi e poi comparire all'improvviso di fronte all'ex, picchiandola e minacciandola di morte. Un'escalation che negli ultimi tempi lo aveva visto armarsi di coltelli e poi anche di una pistola per rendere le sue intimidazioni ancora più terrorizzanti. I due hanno anche una figlia piccola che si è trovata ad assistere ad alcuni degli episodi. Diverse le segnalazioni della vittima alle forze dell'ordine prima del provvedimento del Tribunale. Ora torniamo nel Padovano, Mestrino, il furto in azienda di 15 tonnellate di ottone. Periodo sfortunato per le aziende che trattano e commerciano materiale come l'ottone. 2 furti in poche ore infatti sono stati compiuti in provincia di Padova. A Mestrino i ladri hanno forzato il cancello del piazzale, sono entrati scassinando anche l'ingresso degli uffici e poi, indisturbati, hanno caricato il camion dell'azienda con 15 tonnellate di componenti di ottone. Per lo più si trattava di scarti che provengono dalla lavorazione di impianti termici dell'azienda, conservati in un cassone. Altri componenti metallici di ottone già lavorati erano invece in altri contenitori. Il sospetto dei carabinieri è che i ladri conoscessero bene dove l'ottone fosse conservato e come muoversi all'interno dell'azienda. L'ottone molto probabilmente sarà poi rivenduto al mercato nero e potrebbe fruttare circa 10.000 euro. Il furto segue di poche ore quello compiuto a Santa Giustina in Colle, sempre con metalli come ottone, rame e bronzo, 22 quintali portati via a bordo di un furgone. Anche in questo caso i movimenti dei ladri, ripresi dalle telecamere di videosorveglianza, lasciano ipotizzare che sapessero bene come muoversi, indagini affidate ai carabinieri. Intanto apprensione questa mattina per un incidente stradale che ha visto coinvolti nella mattinata una madre e 2 bimbi, la donna a bordo di una bicicletta con il figlio piccolo sul seggiolino a Sottomarina.
e l'altra figlia invece in sella a una seconda bicicletta. I tre poco prima delle 9 sono stati colpiti da un'auto all'incrocio tra lungomare Adriatico e viale Tirreno. Pare che il conducente del veicolo, un uomo di Rosolina, alla guida di un SUV Mercedes, non abbia visto le biciclette al momento della ripartenza, e quindi le persone coinvolte, quindi la mamma e i due bimbi, però non sono in condizioni gravi. Ora a Porto Marghera, perché in pochi secondi sarà cancellata una storia pluridecennale, quella di un'area industriale da diverso tempo ormai in sofferenza, ma saranno abbattute le due torce. Ci dà qualche dettaglio in più Ilaria Marchiori in diretta da Venezia. Ilaria. Sì, buongiorno, come avete già anticipato si concluderà il 13 e 14 luglio con l'abbattimento delle due torri del CVM, la lunga e drammatica agonia degli impianti industriali che fino al 2009 producevano cloruro vinile e plastica in PVC a Porto Marghera. Stiamo parlando di una demolizione programmata e tra l'altro delle due torri con le fiaccole di sicurezza che sono alte 160 e 185 metri, che molti telespettatori ma soprattutto i lavoratori di Vainis ricorderanno con particolare emozione, ma anche con dolore, perché ricorderete come la demolizione di queste fiaccole diventi ormai il capitolo finale dell'amministrazione straordinaria e poi del successivo fallimento di Vainis Italia, che ha fermato gli impianti appunto nel 2009 e 5 anni dopo, allo scadere della cassa integrazione straordinaria, ha licenziato anche gli ultimi 140 operai che dal dicembre successivo poi non potranno più contare sull'indennità di mobilità. E proprio su quella torre alta 160 metri, la prima che sarà abbattuta giovedì prossimo, si sono arrampicati e accampati per settimane, anche con la pioggia, con la neve, a turno gli operai e le operai della Vainis, nel disperato tentativo di lanciare un messaggio soprattutto al governo per salvare i loro posti di lavoro, come poi sappiamo però in realtà, nonostante tante battaglie da parte loro, non è andata come speravano. Da Venezia è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria Marchiori, ovviamente ulteriori dettagli a partire dalle 18:30 nel telegiornale di Venezia alle 19. Intanto strage di uccellini per richiami vivi, ci sono 5 denunciati, tra cui 2 veterinari nel Vicentino. Erode Birds è il nome della maxi operazione del gruppo di Vicenza dei Carabinieri della Forestale, la scoperta di un traffico illegale di uccellini da richiamo per la caccia, trafugati dai nidi in natura, e ha portato alla denuncia, dicevamo, di 5 persone per maltrattamenti da animali. Secondo le prime informazioni, 3 bracconieri si procuravano interi nidi carichi di uova nei boschi, li portavano a 2 veterinari compiacenti che, una volta nati, dovevano distinguere i maschi dalle femmine per poi sopprimere queste ultime, che non possono essere utilizzate come richiami vivi. Questa operazione, dicevamo, da parte dei Carabinieri della Forestale a Vicenza. Ci fermiamo per un minuto e poi altre novità, vi aspettiamo.